Si chiama Fontanelle Insieme, il neocomitato di quartiere della popolosa frazione agrigentina. La presentazione ufficiale con uno stand in via Alessio Di Giovanni, dove si tiene il mercato del contadino, è avvenuta sabato scorso. Presente tanta gente che ha commentato l'iniziativa complimentandosi con i giovani promotori. Presidente del comitato è Vito Lauricella. Intere famiglie, dopo aver fatto la spesa al mercatino, si sono fermate nel gazebo del comitato sottoscrivendo la propria adesione. A Fontanelle sono tantissime le criticità da affrontare perché mai si è prestata da parte delle amministrazioni comunali che si sono succedute al municipio di Agrigento l'attenzione necessaria per migliorare la qualità della vita in uno dei rioni più grandi di Agrigento. A Fontanelle, tra l'altro, malgrado l'alto numero di abitanti, non vi è un posto di polizia perché il progetto iniziale di una caserma è stato messo da parte definitivamente. Un altro problema che crea disagio è la mancanza di spazi verdi con i marciapiedi spesso ricoperti dalle erbacce e poi c'è la viabilità compromessa soprattutto quando piove. Lamentele giungono anche per quanto riguarda l'illuminazione pubblica e la segnaletica stradale orizzontale. Tutte problematiche, insomma, che investiranno il neocomitato che a quanto pare però ha le idee abbastanza chiare su come muoversi. Comitato di quartiere, frazione dormitorio, non vogliamo più questa etichetta perché Fontanelle è un quartiere vivo con tante potenzialità che devono essere anche riviste e dando spazio veramente a tutti gli abitanti. Il nostro slogan è: da soli si va più veloci ma insieme si va più lontano, perché veramente questa è l'ottica con cui vogliamo concepire il nostro quartiere. Non è un partito ma sono semplicemente dei cittadini che vogliono spendersi per il proprio quartiere. Ci sono state adesioni oggi? Stamattina ci sono state molte adesioni.